Sono già partiti gli interventi proprio questa settimana all'interno delle scuole, quindi abbiamo un intervento all'interno della scuola primaria con un rifacimento insomma, di uno spazio interno, di una piccola palestrina. Abbiamo un secondo intervento che è partito all'interno delle scuole medie per il rifacimento degli spogliatoi delle palestre e abbiamo appena concluso insomma, ancora con gli strascichi del maltempo un intervento sul palazzetto e abbiamo un intervento anche di manutenzione insomma, ordinaria all'interno dell'asilo. Ecco, siamo riusciti a farli partire nei tempi anche nonostante diciamo, il passaggio di consegne fra le due amministrazioni perché insomma anche è giusto dare merito ai miei predecessori che avevano insomma, cantierato queste cose e siamo riusciti a farle partire nei tempi perché abbiamo un centro estivo che sta insistendo nella struttura scolastica, abbiamo settembre che anche se è lontano comunque insomma, è dietro l'angolo, quest'anno ospiteremo all'interno delle nostre scuole anche alcune classi dell'Istituto Comprensivo di Campoformido, quindi ecco, ci teniamo ad avere le scuole pronte per tempo.